finalmente si parte via Casaltorraccia Ardita Rieti. Recupera palla Polverani, rilancio per Croce, diagonale vincente di Croce e il Casaltorraccia è in vantaggio 1-0 per la formazione di Patrogliezzi. Calcio d'angolo per il Casaltorraccia, la battuta Salvatori, D'Amelia ruba palla, se ne va, ecco Bianchetti supera e la palla finisce in rete, il pareggio dell'Ardita Rieti, 1-1 al Parco dei Pini. Possesso palla del Torraccia, ecco ancora Bianchi che manovra e Bianchi appoggia adesso a Damiani, conclusione, il vantaggio del Torraccia, il gol del capitano Simone Damiani, 2-1 per i padroni di casa. Sarà l'ultima occasione di questo primo tempo che ormai è terminato, già siamo in pieno recupero. Dionisi alla battuta per l'Ardita Rieti, tutto pronto, conclusione di Dionisi e palla in rete, si abbassa sulla linea di porta il giocatore del Torraccia e c'è il pareggio proprio sul finire della prima frazione di gioco, 2-2. Va Diaco a battere il corner per il Casaltorraccia, adesso appoggia per Bianchi, conclusione, ma ruba palla Paolucci appoggia D'Angeli e contropiede vincente da parte dell'Ardita Rieti. Per la prima volta in gara l'Ardita Rieti è in vantaggio sul Torraccia 3-2.
insistita da parte del Torraccia, ed ora Bianchi che appoggia Pala per Dambra mette in mezzo e c'è l'autogol di Bianchetti, pareggio del Torraccia, 3-3, la partita torna in parità, ma che spettacolo! Giacomo prova a dribblare Paolucci, ma Paolucci riesce a riprendere palla, dribbla adesso Mastro Giacomo, conclusione, la palla in rete, nuovo vantaggio da parte dell'Ardita Rieti, 4-3, si porta nuovamente in vantaggio la formazione guidata da Abati. Rilancio di Polverari per Salvatori 1 contro 1, sponda Zocchi e la palla in rete, pareggio, nuovo pareggio del Casal Torraccia, 4-4, ma che partita è? Una partita infinita! Siamo allo sgocciolo della partita, 4-4, e arriva adesso in questo istante il triplice fischio, finisce in parità, 4-4 tra Casal Torraccia ed Ardita Rieti, match bellissimo e spettacolare. Ci manca un po' di convinzione, un po' di fiducia, perché sono 2 o 3 partite che ci andiamo vicino, ma appena sbagliamo una cosa subito le squadre avversarie ci puniscono e noi dobbiamo fare tanta fatica poi per ribaltare il risultato, per fare un gol. Purtroppo questo, secondo me appena ci sblocchiamo, peccato perché in Coppa eravamo andati bene, ci eravamo sbloccati e speravamo di fare una buona partita, di portare a casa i 3 punti. Le prestazioni ci sono, però manca un po' i punti, manca la classifica, ci dispiace per questo. Grazie e complimenti. A voi, grazie a tutti. Era una partita che noi temevamo tantissimo perché Casal Torraccia è una società storica nel calcio a 5 romano, questo è un campo difficilissimo, loro avevano soltanto 2 punti in classifica e secondo me è una classifica bugiarda perché anche oggi ha dimostrato di essere un'ottima squadra. La partita è stata sempre in bilico, potevano vincerla loro, potevamo vincerla noi, forse alla fine in modo abbastanza salomonico un pareggio forse accontenta di più noi perché giochiamo fuori casa, immagino che per loro può essere un pochino più deludente, però se la vediamo proprio dal punto di vista di come è andata la partita, il pareggio forse è il risultato più giusto, che sarà un campionato questo che secondo me fino veramente all'ultima giornata sia per i piani alti che per la salvezza sarà complicatissimo. Grazie e complimenti. Grazie a voi per il servizio che fate sempre per il calcio a 5 e in bocca al lupo.